grazie, troppo buoni, troppo buoni. Ciano, se te sono così bravo con tante mesi meno, perché non te va anche dire la televisione? Eccolo, lo so. Tanti me l'hanno detto, ciao, perché ti ho detto se quel mono del Grillo non sei vero niente, il Grillo, a parte il Grillo sei bravissimo. Io devo confessare una cosa, che in verità ho provato anch'io ad andare alla televisione. Infatti 2 anni fa circa ho mandato anch'io la mia brava letterina alla televisione, vorrei partecipare ad un vostro programma. Oh, mi ha risposto. Gli arriva la lettera, dice si presenti a Roma alla sede della RAI. Cioè, tutto contento, mi ciappo, vado di corsa. Già appena arrivo gli era un pochino, c'era scritto per gli artisti si usa solo l'ingresso posteriore. Vabbè, io, a Roma ha queste usanze. Sospetto, vado dall'ingresso posteriore, cioè era un matto tutto ossigenato, che là mi fa, dice, oh caro, mi dica perché cosa è venuto lei. Ma dico io, guardi, veramente mi hanno mandato questa lettera, qua c'è un programma per cui... Ah, ci ho capito, lei è venuto per riempire quel buco nel secondo canale. No, dico, guardi, veramente, non so, dico... No, dice, guardi, se lei vuole, dice, guardi, vada su, che c'è il presidente Finocchiaro che lo aspetta. Dice, andiamo su, ma è un po' sospetta la questione. Comunque vado su, dico, senta, mi hanno mandato per parlare con il presidente Finocchiaro. Dice, guardi, in questo momento il presidente Finocchiaro è occupato con il cameraman Recchia. Comunque se lei vuole, dice, guardi che c'è di là, dice l'onorevole Trombadori, che... No, a questo punto, se mi permettete, ciapo e torno a Trieste perché mi qua non voglio essere stato. Oh, ma è bello se quando ti arrivi alla stazione, arrivo alla stazione e trovo il solito amico triestin che ti vede e fa ciao Ciano, lo sapevo che te ieri a Roma, culo rotto! Ora ti che ti sei sempre salvato, cerchi di salvarti.